Amici di Calcio Napoli 24, ben trovati, nuovo appuntamento con il filo diretto, un'ora dedicata a quelle che sono le vostre sensazioni, le vostre domande, i vostri commenti. Il Napoli quindi esce dal punteggio tennistico del match contro l'Ajax e si avvia al ritorno in campionato contro la Cremonese. Ovviamente potremmo parlare di quello che più vi aggrada. Noi non abbiamo sostanzialmente una scaletta. Se vogliamo tornare a parlare della partita storica per quello che è stato il punteggio in Champions League, oppure proiettarci direttamente alla partita contro il Frosinone. Vi ricordiamo ovviamente che ci sarà il filo diretto anche domani, quindi insomma ho preferito al momento non concentrarmi sulla formazione. Sono i modi per seguirci ovviamente su www.calcionapoli24.it, oppure potete mandarmi un messaggio, una domanda, un commento tramite il nostro canale YouTube. Il primo che voglio salutare è Antonio De Rosa. Ciao, buon pomeriggio a te carissimo, e sempre Forza Napoli, sempre per ribadire il sempre rafforzativo. Intanto la domanda, io ringrazio ovviamente Emanuele Bernardo in regia. So che già abbiamo la prima telefonata, però fatemi introdurre un attimo quello che è il tema che abbiamo scelto. Cremonese-Napoli, dareste una chance dal primo minuto a Ndombele e Elmas, quindi parliamo un po' anche di quello che potrebbe essere il turnover di Spalletti e le scelte. Poi vi ricordo sulla formazione ne parliamo magari domani, però insomma Ndombele e Elmas, che sono tra parentesi entrati anche molto molto bene proprio contro i lancieri in Champions League. Vediamo insomma se Spalletti, soprattutto a Ndombele, secondo me è autore di un assist spettacolare a Simeone, il gol del Ciolito sempre contro appunto l'Ajax. È lo stesso Elmas che quest'anno sembra più essere un jolly d'attacco che un centrocampista. Insomma, vedremo anche Spalletti sotto questo punto di vista cosa potrà scegliere. Ma andiamo subito al telefono, vediamo chi abbiamo in collegamento. Pronto? Pronto? Pronto, ciao. Sono Luigi da Nocera. Ciao Luigi, benvenuto. Dimmi tutto. No, volevo rispondere alla domanda di oggi. Sì, prego. Per me Don Belé ha tutte le qualità, però secondo me, almeno per il momento, non può giocare ancora titolare. Cioè non vedo più un giocatore da secondo tempo. Ma ne fai una questione fisica, ne fai una questione tattica, tecnica? Insomma, qual è il motivo? Tattica. Tattica. Quindi per te, insomma, nel centrocampo del Napoli al momento Ndombele non sembra amalgamarsi perfettamente con quello che è la filosofia di Spalletti, insomma. Sì, Diciamo che ha bisogno di un altro po' di rodaggio per poter essere schierato dal primo minuto. sì, Poi, sì, però comunque è un giocatore che ha le qualità, però pure fisica, cioè pure un fatto fisico lo vedo ancora molto pesante. lo vedi un po' pesantuccio, non lo vedi Eh, proprio in forma. Beh, mm, ci può stare, tra parentesi, quando è arrivato al Napoli già c'era qualcuno, insomma, non è una notizia nuova, insomma, qualcuno sul sospetto della sua tenuta fisica al suo arrivo a Napoli non sembrava ottimale, insomma, questo ho letto. Sicuramente starà lavorando Spalletti, lo stesso sì. calciatore, lo staff fisico, per rimetterlo in condizione, però per adesso, insomma, quando è entrato sembra che insomma, il suo contributo lo riesce a dare. Forse è vero, magari non per i 90 minuti. Vedremo insomma quali poi saranno le scelte di Spalletti. Vuoi aggiungere qualche altra cosa? Sì, Prego. domenica bisogna vincere per forza a Cremona, in modo che, perché con queste partite qua ci serviranno nel caso in cui riuscissimo a vincere quella cosa. Non lo diciamo, Eh. rinunciamo. Ok, ok. Beh, sicuramente è una partita da non prendere sotto gamba, È una magari. partita difficile anche perché la Cremonese, specialmente in casa, sta sempre fino alla darcela. Beh, sì, poi soprattutto a un allenatore che ha trasmesso bene
una mentalità combattiva ai suoi calciatori, quindi sicuramente non darà, insomma, non stenderà un tappeto rosso a coloro che hanno annichilito l'Ajax. Ti ringrazio. Va bene, Ciao forza Luigi, Napoli, grazie per averci chiamato. Un abbraccio. Saluto anche Mick2456, Ndombélé grande giocatore, Bobot 22, ma secondo voi il Napoli lo riscatterà? Beh, è forse una domanda un po' precoce, caro Bobot, non so come chiamarti. Credo che insomma ci voglia, il campionato è ancora lungo, insomma tutto il giocatore ha ancora tanto insomma da dimostrare, come abbiamo detto non è ancora partito titolare, quindi insomma bisogna vedere anche quale sarà la sua tenuta quando verrà chiamato in causa dal primo minuto, poi insomma sarà la società a fare le proprie valutazioni. Fatto sta, per quello che era Ndombélé prima di andare al Tottenham, era considerato insomma veramente un fenomeno, e si spera sostanzialmente che possa seguire quelle che sono le orme di Anguissa, cioè che quando si aspettasse dovesse fare il salto di qualità, magari in un campionato importante come la Premier League, ha trovato poco spazio, non si è trovato bene, ma poi ha dimostrato invece tutte le sue qualità col Napoli, e credo che Anguissa in questo momento sia veramente uno dei centrocampisti più forti che abbiamo attualmente in Italia, per non entrare in un discorso continentale. Detto questo, vedremo insomma se Ndombélé, se il Napoli riuscirà a abissare il colpo Anguissa con Ndombélé, ma darti una risposta adesso sarebbe molto precoce. Abbiamo qualcun altro in linea? Allora andiamo subito al telefono. Pronto? Alessandro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Mi chiamo Edoardo comunque. Alessandro, volevo Ciao, dire una Edoardo. cosa. Siccome ho notato che il Napoli ultimamente ha giocato sempre col 4-3-3, e questa partita qui a Spalletti potrebbe sperimentare il modulo 4-2-3-1. In che senso? Essendo che anche io, come vedo, Ndombélé è un ottimo giocatore, un grandissimo giocatore, però non lo vedo ancora in forma e non ci avrà sicuramente 90 minuti, non ce l'avrà. Allora, sperimentiamo con Raspadori mezza punta e Simeone in attacco, vorrei sperimentare, cioè perché il vero ruolo di Raspadori, dove il bel medio è come sottopunta. Raspadori è nato il miglior ruolo che lui può garantire di più. Quindi, anche se giochiamo con centrocampisti in meno, con Raspadori come sottopunta, a me andrebbe bene anche così. Mi senti per ascolto? E per quanto riguarda il resto della formazione, il Mazzo ormai è un pupillo di Spalletti, lo fa giocare sempre. Ok. Poi per quanto riguarda, io ho visto una cosa, oltre a questo volevo dire un'altra cosa. Prego. Ha giocato il Napoli e l'Inter contemporaneamente nelle partite di Champions. Sì. I titoli tutti all'Inter. L'Inter ha vinto col Barcellona, questi giornalai da 4 soldi, non dico a voi, sto parlando in generale. Nessuno ha espresso tante belle parole per il Napoli. Se era successo all'invertito, un'altra squadra, non voglio dire chi, sarebbero 120 pagine solo a parlare di loro. Non capisco perché questi qua con il Napoli proprio ce l'hanno. Comunque, un'altra cosa volevo dirti. Vai. Mi auguro che il Napoli non spreca tante energie con la Cremonese, perché poi ci abbiamo giocato con l'Ajax, anche se già la partita con l'Ajax sembrava che non avessimo, ma abbiamo sprecato tanto. E poi spero che il Napoli con sempre energia. A me mi sta bene anche l'1-0, non c'è bisogno del 6-1, ok? Ti saluto. Ciao Edoardo, grazie. Sì, Edoardo ha toccato un po' di temi. Sinceramente sulla stampa, sì, è vero, anche insomma Manuel Guardasole della nostra redazione ce l'ha fatto notare, l'ha condiviso anche tramite i suoi social. È effettivamente un dato oggettivo, non è che voglio stare qui a confutarlo, anche perché non ne avrei modo per farlo, però sinceramente per quello che è la mia opinione personale me ne frego poco e niente. Se la stampa nazionale preferisce parlare dell'Inter invece che dare spazio alla vittoria del Napoli, ma non parlo di campanilismo, perché il Napoli sì e l'Inter no. Io dico che quello che ha fatto il Napoli contro l'Ajax è sportivamente uno spot eccezionale per il calcio italiano in generale, quindi magari
darne spazio sarebbe un orgoglio nazionale più che un orgoglio per i tifosi azzurri, che ovviamente si sono stropicciati gli occhi per la prestazione degli uomini di Spalletti contro l'Ajax. Demolire una corazzata europea come l'Ajax e farlo dopo aver demolito i vice campioni d'Europa, credo che il Napoli meritasse, insomma, le prime pagine e molto più spazio, proprio per una questione di orgoglio italiano, mettiamola così. Però questo dimostra che siamo ancora molto lontani da un'unione in generale. Immagino che sia ancora più lunga la strada per un'unione sportiva sotto questo punto di vista. Ovviamente ognuno che sia sportivo a modo suo. Torniamo al telefono, pronto? Ciao Alessandro, sono Dino del Sesto. Ciao, buonasera. Buonasera a te. Allora, dunque, prima cosa, Vai. io volevo rispondere, se ovviamente fa polemica a quello di prima che ora non bisogna fare esperimenti, perché ci sono 2 o 3 partite abbordabili, se non erro, che devi fare il massimo, perché secondo me se inizi a fare pochi punti con le squadre di quella classifica, poi diventa difficile il seguito. Allora, devo ammettere, ho avuto qualche difficoltà a capire quello che hai detto, ma anche per una questione di collegamento che andava e veniva. Però se me lo vuoi ripetere o vuoi aggiungere qualcosa, hai tutto lo spazio a disposizione. Sì. Ecco, Allora, adesso sento meglio. Vai. Io non voglio fare polemica con nessuno. Non vuoi fare polemica, perché su questo lo apprezzo. non ho mai fatto Assolutamente. Non ho mai fatto polemica. Perfetto. Però secondo me è sbagliato dire che adesso bisogna fare esperimenti, perché secondo me calendario alla mano abbiamo 2 o 3 partite nelle quali possiamo fare il massimo e secondo me non fare il massimo nelle prossime partite poi diventa complicatuccio. Ok, questo ovviamente è chiaro. Comunque il campionato è ancora lungo, cioè voglio dire, per amor di Dio. se me lo alzi un po' perché questo non l'ho sentito. Ok, vai Rino, prova a ripetere, questo non l'ha mai detto, per l'amor di Dio, ho capito bene? Sì, certo. Ok, perfetto, perché non ti sentivo lontano. Sono d'accordo sostanzialmente con te, il campionato è ancora lungo, le partite si susseguono una dietro l'altra, insomma arrivare a dare dei giudizi che possono essere negativi o troppo positivi, insomma non è il massimo, ecco, eviterei, anche perché caro Rino, quelli della 16 fino a 2 mesi fa erano probabilmente il partito di maggioranza, adesso insomma sembrano aver perso un po' di consensi. Però ovviamente io apprezzo il fatto che tu abbia introdotto il tuo discorso con non voglio fare polemica, e quindi questo è la cosa più importante. Ti ringrazio Rino. Volevo aggiungere solo una cosa, l'ultimo. Poi non dimentichiamoci che tra poco ci sarà la pausa per il mondiale. Se non fai il massimo di punti, poi alla ripresa magari puoi avere qualche complicazione. Comunque siamo forti quest'anno, siamo veramente forti, però parliamo a maggio. Parliamo a maggio. E con questo ti saluto. Ti saluto, grazie okay. Rino, gentilissimo. Forza Napoli sempre. Ciao Rino, gentilissimo. Ovviamente Rino
dice c'è anche la sosta mondiale, adesso il Napoli deve cercare di fare più punti possibili, probabilmente dopo la sosta mondiale, e su questo sono d'accordo, comincerà un altro campionato e ovviamente rimanda tutte quelle discussioni al mese di maggio, mese in cui terminerà il prossimo campionato. Mike Tyson, Mike. Allora, il nero, come lo chiami tu, ha un nome, evitiamo insomma di cadere in questi epiteti. Sì, è vero, se ti riferisci ad Osimhen, è diventato papà, e per questo e solo per questo motivo ha saltato l'allenamento di quest'oggi agli ordini di mister Spalletti, anche perché tu lo chiami il nero, ma il Napoli ne ha più di uno, quindi insomma, però se è quello lo stesso di cui parliamo, è diventato papà. Però vorrei che insomma sulla nostra bacheca le persone venissero chiamate con il loro nome. Sal KK77, io proverei Ndombeleta al primo minuto, meglio che non parlano del Napoli, così zitti zitti vinciamo. Bobot ipotizza la formazione 4-3-3, Meret, Zanoli, quindi vabbè, anche perché Di Lorenzo insomma non è al massimo dopo la partita con l'Ajax, arrivo subito al telefono. Zanoli, Ostigard, quindi riposo anche per Rachmani, Kim e Mario Rui, visto che ha giocato Olivera in Champions. Ndombele, Lobot, Canguissa a centrocampo, Politano, Simeone, Elmas in attacco, quindi un po' di turnover secondo Sal, anzi no, secondo Bobot. Poi andiamo a leggere anche quale sarà la formazione secondo Sal. Ma andiamo al telefono, pronto? Pronto? Ciao. Buonasera, ciao, sono Franco da Scafati. Ciao Franco, prego. Io avevo pensato nell'indiente al turnover di fare quattro cambi. 4 cambi, sentiamoli. Sì. Però io preferirei far riposare un po' la botta e vedere se Gaetano potrebbe reggere la botta inerente giocando nella sua casa, no? Dicendo le competenze per vedere un po' se riesce a leggere un po' l'emozione, la pressione. Ho capito bene, Gaetano per Lobotka. Sì signore, Ok, va bene. è uno. Poi Poi per quanto riguarda Kvaratskhelia, che è stato un po' acciaccato in Champions League contro l'Ajax, metterei tranquillamente Raspadori. quindi Raspadori sull'esterno. Al posto di esterno, il suo ruolo, il suo ruolo. Vai, ok, sì, non dovrebbe giocare ok. Raspadori, però dato che qua era il controllo, diciamo che non è acciaccato, è meglio. Possiamo farlo vedere una volta del suo ruolo. Ok. Poi Simeone centrale e sulla destra metterei a preferirei vedere un po' Zerbin, però diciamo che metterei Politano se sta bene, anzi farei fare un'altra settimana di riposo a Politano, sempre metterei, diciamo, Zerbin? Chi? Zerbin? Zerbin lo vorrei vedere. Ok, meno male, avevo indovinato le tue intenzioni. Io fa budello messicano. No, non c'è problema. E niente, poi difesa farei un po' riposare Rachmani. Quindi Ostigar. Metterei, che si potrebbe fare la coppia Ostigar-Kim. Ok, Juan Jesus, quindi Kim. No, Kim. Kim, ok, no, non ti sento benissimo. Si può spostare lato sinistro, se si potrebbe reggere questa situazione. Logicamente da allenatore non un allenatore tifoso che vorrei vedere un po' questa squadra, si reggerebbe botta, almeno fino al primo tempo, diciamo,
10 minuti dal secondo, dai, e poi correggere il tutto se c'è qualcosa di sbagliato. Beh, poi sicuramente avresti in panchina il modo di cambiarlo. Recuperare il risultato e buttare dentro 4-5 palloni in giro di 20 minuti, capito? Il concetto? Ok, perfetto. Grazie Franco. Penso che non ho detto niente di sbagliato in far giocare No, un po' assolutamente, tutti. ma qui, Ok? qui Un saluto nessuno a tutti dice il e giusto e il grazie sbagliato, per non lo avermi- sbagliato. Grazie. Ciao Franco, ciao. Allora, io vorrei sottolineare una cosa, di certo la Cremonese non è l'Ajax e comunque, voglio dire, almeno nel calcio non si può ragionare dicendo abbiamo dato 6 gol all'Ajax, alla Cremonese ne diamo 12. No, io ragionerei più sul fatto su come gioca l'Ajax e pure il Liverpool, cioè squadre che vogliono venire a dimostrare di essere più forti delle avversarie, giocano alti, pressing alto e lì il Napoli va a nozze. E dobbiamo vedere un attimo, va a nozze e soprattutto va a nozze uno che gioca come Raspadori, che viene incontro, fa la sponda, porta fuori il centrale per l'inserimento dei centrocampisti o delle altre o degli esterni. Detto questo, ovviamente, paradossalmente, magari per la Cremonese, che mi aspetto una Cremonese un po' più arroccata e cercando di partire in contropiede, quindi un Napoli costretto tra virgolette all'assedio, forse sarebbe meglio un centravanti d'area di rigore come Osimhen o come Simeone, però insomma vedremo quali saranno le scelte anche sotto questo punto di vista di Spalletti. Prima di tornare ai vostri messaggi, torniamo un attimo al telefono, poi prometto che leggerò il resto dei messaggi che ho lasciato indietro. Pronto? Pronto? Pronto, Mi ciao. senti? Sì, ti sento Ciao, perfettamente. buongiorno. Ciao, buongiorno. Ti volevo chiederti, allora, prima di tutto volevo dire una cosa, è vero, ritornando sul discorso della A16, dobbiamo essere onesti intellettualmente. Io penso che De Laurentiis sia un grande imprenditore e a livello societario è un bene che sia a Napoli, perché Ok. ha dimostrato in più di un'occasione di essere un imprenditore oculato e noi dobbiamo solo ringraziare per il modo di condurre, eccetera. È vero però d'altra parte che il mercato di quest'estate era stato un mercato che era deficitario, perché a un certo punto andavano via tutti i pezzi più importanti e la squadra mancava di alcuni elementi. Quindi il problema della 16 era anche riferito temporalmente a quel vuoto che era stato lasciato, perché alla fine erano stati presi Sitta da Scelia che non conoscevamo, nessuno conosceva, e nessun altro alla fine. Oh, ma Perché non Francesco, c'erano io sono altri d'accordo con... sostituti che potevano, diciamo, sostituire. Ma Francesco, io sono d'accordo con te. Se mettiamo tutto sul piatto, come hai detto tu, vanno via quelli che hanno fatto la storia recente del Napoli, Koulibaly, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz, sicuramente ne sto dimenticando pure qualcuno. E su questo ci siamo. Riduzione del tetto ingaggi, quindi di conseguenza non arriveranno i campioni che guadagnano quello e è arrivata gente poco conosciuta, molto giovane che non ha esperienza. Di conseguenza sembra un po' il quadro della disperazione, cioè di sicuro se tanto mi dà tanto, ovviamente il Napoli... No, perdonami, il problema era che temporalmente c'era stato un vuoto, cioè Sì, nel sì, senso che, che poi è stato gli ultimi colmato. arrivi sono stati Raspadori, Simeone, ma sono stati esatto, sono stati fatti dopo. Ok, sono d'accordo, ma prima di dire a 16, no? Chi ha detto poi ognuno No, è io libero sono di... totalmente non dico d'accordo con te. non dico a te, parlo in generale, No, ovviamente. ho capito. Perché non aspettare che finisca il mercato e poi dare... Allora, di dare sicuramente aspettare che finisse il mercato, eccetera. Diciamo che in altri mercati siamo stati scottati, tipo il famoso mercato di Reggini, quello di riparazione, diciamo, del ok. famoso gennaio, quando il Napoli Ho era capito, avanti. quindi Francesco, tu ti riferisci alle tante volte in cui fino all'ultimo un tifoso ha aspettato il colpo del Esatto. Napoli e poi puntualmente non è E arrivato. quindi c'era questa paura. Ah, c'era paura, ok, siamo d'accordo. generale. siamo Quindi d'accordo. io pure nei confronti di questi A16 che
io non ho mai tollerato, perché io credo che a livello imprenditoriale a De Laurentiis non si possa dire nulla, assolutamente Sono d'accordo nulla. e concordo con te. Però devo un po' comprendere, perché pure io ero scettico Ma la comprendo alla tipologia di mercato. assolutamente. Francesco, quello che non concordo, poi mi diranno che sono sicuramente filo presidenziale, però io dico quello che penso, poi quello che gli altri dicono mi interessa poco, è che per me le critiche ci stanno, per me dire che il De Laurentiis alla luce del momento che dicevi tu, cioè del fatto che sono stati venduti determinate persone ma e la squadra non c'è, temporaneamente, è normale, te lo dico tranquillamente, ero preoccupato anch'io da tifoso del Napoli, Certo. però andare a fare una contestazione, a dire a un presidente te ne devi andare da Napoli, No, e assolutamente. Allora, dice, su questo concordiamo entrambi. sinceramente la vedo esagerata Assolutamente. e fuori Io sono luogo. stato sempre pro De Laurentiis come imprenditore, come E poi persona. ti ripeto, Come persona diciamo che non è il massimo della simpatia. su quello siamo d'accordo, su quello siamo d'accordo. Come Io infatti comunicazione è a un'altra fase dove lui dovrebbe delegare. sono d'accordo assolutamente con te, su questo non Però c'è a un livello problema di imprenditoriale non si può comunicazione. dire Però. nulla. Assolutamente, la questione è quella, però se si deve arrivare ad esagerare nelle critiche, a imporre quasi a una persona di andare via e di lasciare la presenza del Napoli a 16 Concordo. in direzione Bari, e soprattutto io ci tengo, è stato ovviamente un episodio che ha avuto il suo risalto, ma se io ci penso ogni tanto a una persona, per carità, presidente De Laurentiis, famoso, soldi, tutto quel grande imprenditore sicuramente, che esce, non mi ricordo che era il dentista, non mi ricordo. Sì, no, quello sono agguati È una persona vergognosi e comunque pure di stupidi. 70 anni che si deve sentire dire da un ragazzo, Sì, cose qua, no, assolutamente. determinate cose. Concordo dell'educazione è sempre quello. Uno può Poi dire non ognuno sono può dire d'accordo quello che con lei vuole. per come sta gestendo, ma fare queste cose è proprio puerile. Poi Diciamo. per il resto sono assolutamente, veramente d'accordo con te in tutto e per tutto. Grazie Francesco. Ciao, grazie. Ciao, grazie. ciao. Allora, ero a Sal 433, Meret, Zanoli, Ostigard, Kim, Rui, Anguissando, Belé, Politano, Raspadori, Osimhen, Lozano. Osimhen non credo, sinceramente. Secondo me lo vedremo almeno tra i convocati per il ritorno contro l'Ajax. Lozano, non lo so, io se faccio 2+2 faccio un ragionamento molto semplice, se pare che non sia stato sostituito contro l'Ajax, abbia fatto tutti i 90 minuti, non lo so, magari una chance a Zerpin perché Politano non sta bene, io la darei, insomma vedremo, prima o poi devono essere buttati dentro, altrimenti finiamo come l'anno scorso. Ricordatevi il Napoli come è partito e poi quanti infortuni ha avuto in mesi molto importanti, e poi si è creato quel gap che alla fine il Napoli non è riuscito a recuperare, nonostante sia stato fino all'ultimo agganciato al treno scudetto. Detto questo, Raffaele Buonocore, non sottovalutiamo la Cremonese, una squadra ostica in casa, dobbiamo essere pronti perché vorranno fare sicuro bella figura, e non ci dimentichiamo che ha pareggiato con l'Atalanta. Beh sì, sottoscrivo ovviamente, però se il Napoli è quello che abbiamo visto e se il Napoli fa il Napoli in questo momento di forma del Napoli, io credo insomma che il Napoli debba andare lì e fare una partita da 6 per portare il risultato a casa. Poi ovviamente le partite bisogna scendere in campo e vincerle. Sal KK77, dici secondo te la formazione per Cremona? Te la dico domani, ore 16-17, quindi ti costringo a seguire il filo diretto anche domani, se non ci sarò io te la farò sapere in qualche modo. Facocero sudato, ma è una fantasia questi nomi. Allora, la mia formazione è Meret, Mario Rui, Kim, Mossigard, Di Lorenzo non lo so, però che non è al massimo, Anguissalo, Botkan, Dombelé, Quaraschelia, Simeone, Lozano. Andiamo al telefono, pronto? Ciao, sono Peppe da Vicenza. Ciao. Oi Peppe caro. Caro, come stai? Beh, ti mancavo, lo puoi dire. Era vero, come certo. mai? No. Scelte editoriali, io faccio quello che dice l'allenatore, cerco di farmi trovare pronto. No, siamo i pensieri, eccetera, capito? Io domandavi
Sai, no, per futuro, per qualcosa dice, non domandate, capito? Ho capito. Ti Per ringrazio, futuro, Peppe, mi fa capito? piacere di Per sentirti. rispetto, capito? Alessandro, Ti ringrazio, sei gentile, mi fa piacere veramente di sentirti. pure a me mi fa piacere, adesso ci mancavi veramente, mi mancavi, devo dire la verità. Ti ringrazio, sei Senza togliere gentile. agli altri tuoi colleghi, capito? Però, No, sai, togli, c'era più- puoi dire c'era più tranquillamente che sono confidenza migliore di ormai, loro, capito? non ti Alessandro? offendo. Non ti preoccupare. Siamo Allora, vai, passiamo al calcio. Di cosa mi vogliamo parlare, Peppe? È stupendo sto Napoli, Alessandro, che devo dire. Bello, bello. C'è ancora l'adrenalina da... Preferisci questo o quello di Sarri? No, devo dire una verità, ho detto pure ieri a Ciro, dopo Maradona secondo me questo è il Napoli più forte, Ciro. Scusami. Mi hai chiamato Ciro, questo è grave. È grave. Lo so, non ti permetterei più. Non ti Ciao, permetterei Ciro, più. Allora. Sì, non lo so, a me quello di Sarri piaceva tantissimo, anche perché ha retto fino a quell'episodio che sai tu. Esatto. Esatto, quindi so che con te sfondo una porta aperta. Vorrei che questo Napoli superasse un po' quella tradizione spallettiana di partire con i fuochi d'artificio e poi venire un attimo meno per varie ragioni durante l'arco del campionato. Spero possa reggere, ovviamente. Peppe, è un po' troppo bello per essere vero, però voglio dire, seppure all'Ajax non ne dai 6 ma ne dai 3, io contento lo sono lo stesso. Però Bravo, dai, capito? vediamo. Secondo me quest'anno non succederà. Vai. Adesso, che ti dico. Vai. Sono Tanto- convinto perché a parte che abbiamo una rosa più ampia, poi c'ho giocatori, ha preso proprio giocatori adatti, capito? Secondo me. Sì, sembra che ci sia è come se sia andato un po' tutto a posto in maniera perfetta Bravo. e si sia creata un'armonia, quasi una magia che poi ovviamente è un po' impalpabile, quindi si va un po' a sensazione, che insomma sembra difficile da spezzare. Ovviamente non è che il Napoli le può vincere tutte, se dovesse bisognerà vedere quando ci sarà quel piccolo passo falso, insomma, che fine farà tutta questa compattezza tra tifoseria, squadra, perché è quello che mi fa un po' più paura. Però insomma, sinceramente io come te sono molto ottimista. Vediamo insomma E poi, come proseguirà. guarda, adesso un'altra cosa, no? Stiamo Dimmi. giocando 2 mesi e mezzo senza Osimhen, ti sei accorto tu? Io no, devo dire la verità. E lo dici a me, Peppe, lo dovresti sapere io come Bravo. la penso. Mi Capito? provo. Non mi sono proprio accorto io. Mi Gli altri provo, invece manca Peppe. uno, manca due, fanno casini, capito? Invece il Napoli questo è quest'anno che è cambiato, che entra il Simeone e segni, entra lo Spatore e segni, capito? Poi c'è Sì, una lo ne so. parliamo proprio, Detto, secondo è me uno anche, dei più forti, è capito? anche vero che ci sono partite in cui Bravo. Simeone può tornare molto utile e partite dove forse è meglio avere un Osimhen in mezzo No, al campo, quindi ma non alla dico fine Osimhen, capito? Per me è sempre fortissimo Osimhen, capisci? Però sai, sì, sta lo so, giocando Osimhen, ci siamo accorti, capito? lo so, e diciamo che Spalletti ha a disposizione degli attaccanti che Bravo. hanno delle caratteristiche diverse, scusami, forti allo stesso modo e che quindi possono dare una mano anche a Spalletti a cambiare qualcosa a partita in corsa se la partita si dovesse complicare. Bravo, esatto, questo volevo dire, no? Che Osimhen, sai, non è fortissimo, lo sai, e questo è, capito? No, non lo so, non lo metto Claro che assolutamente anche, questo voglio dire, capito? Cioè, non sentiamo la mancante, Allora, io sono sempre stato un po' critico nei confronti di Osimhen in generale, ok? Nonostante ho detto sempre che è uno che si suda la partita, che ha fatto dei gol incredibili, queste cose qua. Adesso mi tocca giustamente, ma anche per il lavoro che faccio, di dire chi mette in discussione adesso Osimhen semplicemente perché Raspadori e Simeone stanno facendo benissimo è un folle. Cioè Osimhen adesso sapere di non avere Osimhen a disposizione e che tornerà a breve è assolutamente un'arma in più micidiale nell'arco di Spalletti, che invece dice adesso con questo Simeone e con questo Raspadori Osimhen quando ci fa più una partita o è folle o poco ci manca. Io questo la vedo così. No, ma sono d'accordo con te, non è che lo voglio diminuire, capito? No, assolutamente ho capito chiaramente cosa ci vuole Hai dire. capito che non ci sente nel senso, sai, perché stanno facendo bene, capito? Assolutamente, e ben venga.
Grazie Bravo. Peppe, grazie mille. Mi fa sempre piacere di sentirti. Dai, ci sentiamo prossimamente. Ciao Peppe, Sì, un ciao, abbraccio. grazie, ciao, 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 ciao. ciao. Allora, Sal KK77, dico ai tifosi di essere umili perché quando ci saranno le sconfitte bisogna essere pronti a tutto. Che ne pensi? Sì, penso che l'ho detto poco fa, quindi non posso che essere d'accordo con te. Ivan Spaziano, ad Ostigard e Dombelé sì, ma credo che il vero grattacapo di Spalletti sarà tra Victor e Giacomo, se un centravanti o uno che ti lega il gioco dietro le linee avversarie. Guarda, quello che può essere un problema, caro Ivan, credo che Spalletti abbia la forza di farlo diventare una soluzione, nel senso ci saranno sicuramente alcune partite, secondo me quelle in cui chi ti affronta vorrà giocarsela a viso aperto, in cui forse è meglio uno come Raspadori, ma anche Osimhen, se riuscisse, ovviamente Osimhen è uno che attacca la profondità e non uno che viene incontro per far spazio agli altri. Questo è... Però se c'è spazio oltre la linea difensiva e la linea difensiva gioca molto alta, ovviamente Osimhen va a nozze. Arrivo subito al telefono. Se invece non ci dovesse essere questo fatidico spazio, è normale che tra i tre ci vuole un po' più di fisico in area di rigore ed è normale che partite del genere forse sarebbe meglio un Osimhen che riesce magari anche in area a staccare di testa. Ovviamente Raspadori avrebbe un po' più di problemi rispetto al nigeriano, quindi insomma le soluzioni sono tante, sicuramente Spalletti saprà fare di necessità virtù. Andiamo al telefono e poi continuo con i messaggi. Pronto? Carissimo grande amico mio, Oh Gennaro, bentornato. Allora, so che hai sempre chiesto di me, che ho parlato con Manuele che me lo ha detto, ti ringrazio ovviamente per il pensiero e mi fa assolutamente piacere risentirti. Io aspettavo questa telefonata, ma purtroppo non è mai arrivata. E poi è arrivata, hai visto? Poi alla fine è arrivata. Ah, la telefonata, ho capito quale, ho capito a cosa. Mi capisci? Ho capito, hai ragione, mi farò No, perché perdonare. me lo chiese proprio Emanuele. Sì, allora io ho chiesto io il numero di telefono a Vabbè, Manuele. comunque me lo saluti Te lo e saluto quando vuole assolutamente. io sto a disposizione. Ti ringrazio, sei gentilissimo e ti chiedo scusa se non ho avuto il pensiero di farlo prima. L'importante è rivedersi, ritornato, bello, in forma. Ti E ringrazio. allora, Tu come caro stai? Tutto Alessandro, bene? veniamo penso? al momento, Vai. diciamo, del quesito. Io diciamo un po' di turnover lo farei per la Sì. prossima, cioè per la prossima, questa con la Cremonese, però non inciderei molto perché queste partite qua, soprattutto sull'entusiasmo che stiamo vivendo, andiamoci piano, non è che per carità adesso ci dovremmo mettere paura della Cremonese. No, per però carità. sono scivolosi. Però se Gennaro. cominciamo a parlare di un massiccio turnover, non sono d'accordo, anche perché il ferro è caldo e bisogna batterlo. Diciamo che ci sarà automaticamente, ecco, ad esempio Dombelé sicuramente per fare riposare il Mazza, anche perché Zelinski, anche perché mi pare che ha avuto un problema, non so se l'ha risolto, non lo so, ma comunque per un fatto, diciamo, forse per di sicurezza. io non lo schiererei subito. Sono d'accordo con te. Quindi Dombelé mi starebbe bene, magari anche qualche altro cambio, non so, però diciamo, ecco, poi bisogna vedere Osimhen, perché leggo che Osimhen non si allena. Vabbè, oggi non si è allenato perché è diventato padre. Non lo avremo neanche in banchina, quindi ci dovremo di nuovo affidare a questo due che sta andando alla grande, Simeone, Raspadori, poi deciderà l'allenatore, perché poi qua, come dice Antonio da Casoria o qualcun altro, noi vogliamo fare gli allenatori, no? Allora se voi ci invitate a dire qualche cosa, giustamente noi da tifosi diciamo anche la nostra, ma poi alla fine quello che c'ha il polso della situazione è l'allenatore Spalletti, quindi Sono lui d'accordo sa con te. in effetti gli elementi che al momento possono essere diciamo
messi un po' da parte per farli riposare, per farli pigliare fiato. Io per esempio ho visto l'ultima partita, cioè la partita, gli ultimi minuti di Zanolo. Bene che erano 10 minuti ha un risultato già ampiamente a favore a noi, ma il ragazzo mi ha esaltato. Quindi io direi, anche se dipende da come va la partita, in effetti fare poi rifiatare un po' a tutti i calciatori. Vorrei salutarti, caro Alessandro, perché qua qualcuno protesta, dice che noi parliamo troppo e facciamo i monologhi. Non è vero, perché io sono uno che dice le cose poi lascio spazio ad altri. Sei gentilissimo, è vero. Gennaro, mi ha fatto piacere, saluto, ci risentiremo spero di rivederci ancora e salutami chi mi devi salutare. Non ti preoccupare, lo farò sicuramente. Ciao, grazie. E aspetto sempre. Va ciao, bene. Tante belle cose, Alessandro. Ciao Gennaro, grazie. Allora, Sal KK6, io pongo sempre la stessa domanda. ADL vuole vincere qualcosa col Napoli? Mi rispondi grazie, questa sarebbe la domanda. Sì, secondo me ADL vuole vincere qualcosa col Napoli, ma lo vuole vincere a modo suo, secondo le sue regole e non diciamo con le regole dello sceicco che prende i migliori giocatori del mondo, cerca di metterli insieme in mezzo al campo e spera di vincere qualcosa. Non è la linea di De Laurentiis. De Laurentiis lo vuole fare attraverso una oculata gestione economica, quindi di conseguenza è molto più difficile. Per questo ci sono state tantissime critiche, ci saranno sempre, finché il Napoli ovviamente non vincerà questo scudetto che tutti si augurano. Ma ovviamente se ti aspetti che io ti dica che De Laurentiis non lo vuole vincere, io penso che De Laurentiis tutto è, a meno che è scemo, è normale che lo vuole vincere, però lo vuole vincere tramite un percorso che penso sia ormai chiaro e delineato sotto gli occhi di tutti, voglio dire, quasi presidente da un quindicennio, no? 18 anni, quindi da quasi un ventennio, pensa quanti anni sono passati, quindi di conseguenza penso che anche i tifosi si sono un attimo creati, fatti un'idea di che tipo di gestione fa il presidente. Kvicha Kvaraskelia, spero lo abbia scritto come si scrive veramente, per il conduttore, cosa ne pensi? Caro Kvicha, no, purtroppo non ti ho dato la soddisfazione di creare probabilmente uno dei momenti più esilaranti della televisione degli ultimi anni. Non conosco questo colombiano, mettiamola così. Mazza che simpatia, Dario Padula, forza Napoli. Pronto? Pronto Alessandro, buon ritorno. Ciao, grazie, sei gentilissimo. Ma com'è, non sei più stato in TV? No, non sono stato più in TV, vedo che lo hai notato e mi fa piacere. No, voglio dire, ti ho sempre fatto i complimenti a Emanuele, specialmente, che è un grandissimo specialista e paziente con tutti. Sì. No, niente, non ti ho visto più, sono contento di rivederti. Mi fa piacere, sei gentilissimo, ovviamente non dipende. Vabbè, non voglio sapere i particolari, che so quasi tu, comunque sei buon ritorno. No, cioè, complimenti sempre. sono fare due domande. Vai, dimmi. Non ho capito che hai detto. La prima è sul fatto che si stanno lamentando che i giornali hanno pubblicato poco tempo per la vittoria del 6-1 all'Ajax, no? Invece dicono, so se c'è un'altra televisione privata, che però sempre del nord, che io vedo così, ma la vedo solo per curiosità, che dice che l'Ajax è stata messa alla pari del Feyenoord, perché sono squadre olandesi tutte e due, perché il Feyenoord arriva sempre terzo e l'Ajax arriva sempre prima. Dicono che questa grande vittoria non è così calcolata come quella del Liverpool, perché quella del Liverpool è stata la vera vittoria del 4-1, no? Ma Claudio... Giusto, perché il Liverpool è vice campione d'Europa, no? Beh sì, ci mancherebbe, a me mi sembra un po'... No, aspetta, finisco, così dopo ti lascio spazio a te e agli altri. Tranquillo. E poi ricordati una cosa, se mi permetti, forse ti ricorderai che nel 2018, io parlo delle squadre del sud, da Napoli fino a Lazio centro, giusto, fa ancora parte, no? Centro-sud, vai. Quando la Roma arrivò in semifinale di Champions e fece fuori il Barcellona e il Liverpool, che poi
è stato un passo alla finale, nessuno ne parlò, ecco perché ti sto facendo un rapporto tra il sud e il nord. Ok. Ti ricordi del 2018? Sì, era la Roma di Centro Francesco. della Roma che arrivò in semifinale battendo 3-0 il grande Barcellona di Messi, no? Il famoso grande Barcellona di Messi. Sì, però mi ti ricordo, faccio un paragone tra il Napoli e centro, anche la Lazio, facendo un tutt'uno. C'è sempre poche righe su Tutto Sport e sulla Gazzetta, forse su quelle dello sport c'è molto di più, ma se no danno un minuto alle squadre tipo Napoli, Lazio e ti ripeto Roma e un'ora, 2 ore, guarda l'Inter, anzi ti dirò che all'Inter quando ha vinto col Barcellona hanno detto che ha meritato più l'Inter perché ha vinto con una squadra e Barcellona sai, c'ha 6 coppe 600, giusto no? Sì, Sì, vabbè, se facciamo il conto anche l'Ajax no, invece dicono che l'Ajax non è al pari del Barcellona e l'Inter ha avuto più dinamismo e più squadra è stata in quel caso. Ecco, tutto qua volevo dirti, per farti capire che c'è tra il sud e il nord la differenza di spacità. Se mi rispondi ti ringrazio e grazie a te Claudio, ci sentiamo prossimamente, grazie, anzi. Grazie, ciao. Ciao, io l'ho accennato pure prima questo tema. Tu hai citato 3 quotidiani famosi, storici, si sa ovviamente quali sono anche quelli proprio geograficamente del nord e quelli del centro-sud. Tu li hai inquadrati perfettamente, ovviamente poi, se sono dei quotidiani che vogliono chiamarsi o definirsi nazionali, è normale che debbano tener conto di tutte le squadre. Ovviamente arrivo subito al telefono, ovviamente l'Inter ha fatto una grande, non voglio dire prestazione, comunque è stata buona per battere il Barcellona, poi ci sono state tante anche episodi arbitrali controversi, però io ripeto quello è il discorso che ho fatto prima, Claudio, cioè battere 6-1 l'Ajax, dopo aver battuto anche 4-1 il Liverpool, dare spazio a questo Napoli vorrebbe dire dare spazio al calcio italiano, quindi di conseguenza se non lo fanno pazienza, sarebbe uno spot per il calcio italiano. Ovviamente poi sono scelte editoriali che fanno TV, che fanno giornali, poi dietro voglio dire ognuno può pensare che ci sia qualcosa e farsene un'idea. Su questo io non voglio mettere bocca, metto bocca al risultato che ovviamente è evidente, lo sottolineo che lo sottolineava anche, perdonatemi il gioco di parole, il nostro Manuel Guardasole, è una cosa evidente sotto gli occhi di tutti, poi perché lo facciano sinceramente per me è completamente indifferente, voglio dire, amen, non lo fanno, pazienza, l'importante è che io possa stare allo stadio o davanti al televisore e godermi una serata di calcio del genere. Poi se non gli vogliono dare risalto, amen, non fa niente, rimaniamo a evidenziare gli 1-0 risicati contro il Barcellona, facendoli passare con un grande risultato ottenuto in Europa da un'italiana, che io più di questo non ti so dire, Claudio, però effettivamente sottolinea una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Andiamo al telefono, pronto? Ultima telefonata? Ciao Alessandro, Mimmo! No, ciao Mimmo, come stai? Bene, ti trovo bene. È uscito Mimmo però. Senti, Stai ridendo perché scusa, mi ho colto sul fatto un attimo il nostro Emanuele Bernardo. Dimmi. No, sì, vabbè. No, niente, io volevo dirti, no, mi viene da ridere perché? Ormai, sai, negli anni uno si rassegna, si abitua a un modo di fare informazione mediatica, però io ricordo, entro subito su una pre-gara della partita di Coppa, dove Spalletti ha detto io ho 25 titolari, 24-25 titolari, si devono abituare a giocare 30-40 minuti. Voglio dire, il Napoli, lui non ha quest'anno il discorso di dire mamma mia, mo faccio giocare
seconda squadra, terza squadra. Dombele è una questione di condizione fisica. Non appena avrai 90 minuti nelle gambe sarà un problema tenerlo fuori. E quindi il problema è che le 5 sostituzioni ti mettono nella condizione dall'inizio del secondo tempo di sostituire metà squadra. E se questo ti consentirà un turnover non indifferente tra tutti i titolari, come li considera Spalletti. Lo ha dichiarato e mi sembra giusto dare il giusto risalto perché guardate, se al Milan manca Leao, l'abbiamo visto, se a Napoli manca Osimhen, pare che il gioco sopperisce abbondantemente la mancanza di un titolarissimo, e quindi è nel gioco che il Napoli fa differenza in questo momento, non in questo o quell'altro calciatore, perché quando tu vai fuori casa in Champions e ti segnano 4 giocatori diversi nella stessa partita, e allora incominci a fare altri tipi di ragionamenti, e allora bisognerebbe distruggere non quello o quell'altro giocatore, perché il Milan si è liberato in una maniera incredibile, chi se l'aspettava, o di un certo che sì, che è stato mezza squadra l'anno scorso, e la sostituzione non c'è, e Tonali sta per scoppiare, perché a Tonali gli si chiede di fare lo stesso lavoro di Chiesi e non lo può fare. La Juve si è liberata in difesa di un giocatore De Ligt, che per l'amor del cielo, per fare in Coppa dei Campioni deve tenere De Ligt e naturalmente quello che ha preso dal Torino, è insieme che ti fanno una grande difesa, ma non saranno certe, e questo vale anche per l'Inter, che si è liberato di Perisic, che sul piano fisico era qualcosa di pazzesco, faceva quella fascia in maniera incredibile e aveva imparato anche a difendere, tra l'altro. Quindi non è che tutti quanti si sono indeboliti, queste 3 che ti ho citato, sì. Ma il Napoli non solo non si è indebolito, ma nel momento in cui un Raspadori, per la prima volta nella storia del calcio italiano, paradosso al vento lo dico io, ma non l'ho detto lui, io alla Juve la schifo, non vado in un calcio corrotto, io voglio giocare nel Napoli, avete capito o no? Chi non l'ha capito, per la prima volta un giocatore ha rifiutato la Juve e è voluto venire a Napoli, un certo Raspadori, l'ha detto chiaramente il suo amministratore, abbiamo contatti con la Juve ma lui vuole giocare solo con Napoli, e questo è stato Raspadori. Diciamolo a tutti quanti una volta per tutte, che è il primo calciatore nella storia del calcio che rifiuta la Juve e vuole venire a Napoli. Questo è stato evidentissimo. Pronto, Mimmo? Poi per quanto riguarda i media, si comportano esattamente come il direttore della Gazzetta dello Sport, il quale ha detto: per me vengono prima sui miei giornali Inter, Fiorentina, Juventus e Milan, perché i miei lettori quello sono. Lo stesso atteggiamento sta avendo Mediaset, sta avendo Rai, sta avendo Sky. Per me i miei tifosi sono quelli là che hanno un bacino d'utenza del 70-80%, perché mi dovrei preoccupare di parlare anche del Napoli e di queste strepitose vittorie? Naturalmente questo atteggiamento mi porta alla risata iniziale. Io ci rido sopra, perché è una storia che dura da 50 anni e ce ne accorgiamo oggi. Quella è la cosa triste. E ricordato a me stesso prima che Napoli pare che sia in Italia, ma gli altri non se ne rendono conto. Beh, è un discorso. Ascolto. Sì, Mimmo, questo è un discorso che va pure anche un po' oltre. È caduto Mimmo? Vabbè, è caduto. Mimmo, è un discorso che esula anche il calcio, quindi magari non entrerei proprio nello specifico. Per quanto c'è un'altra telefonata? Finito? C'è un'altra telefonata? È lui? È lui proprio? Allora dai, ce li ho 2 minuti. Pronto? Alzami subito la voce perché... Ciao Estra, complimenti per la trasmissione e bentornato. Ciao Antonio, come stai? Però vedo che non hai imparato, devi chiudere il televisore e ascoltarmi dal telefono. Antonio,
Mi senti? Ti sento, dimmi. No, come dimmi? Devi dire tu. Dimmi, tu lo sai, quando chiami tu, a parte che mi fa troppo piacere risentirti, io lascio la parola e ti do per 2 minuti così spazio. Vai. Senti un po', sei soddisfatto di questa Napoli? Come si fa a non essere soddisfatti di questo Napoli, Antonio? È un po' difficile. Pronto? Antonio, mi sembra, Antonio, facciamo sempre questo. Antonio, mi senti? Là dove sta il microfono? Non ti sento. Ma come dove sta il microfono? Fino a mo' non si è lamentato nessuno. Ma mi senti? Alzami. Adesso sei sceso, io Allora aspetta, è colpa di Emanuele. Emanuele, alzami sto microfono. Aspetta, ora mi senti? Pronto? Antonio, mi senti? Ma ti sento lontano. Antonio, non è che c'hai la cornetta o ti incontra. Mi senti adesso? No. Fetente sei. Vai, dimmi, vai, parla, tanto ti sentiamo noi, vai. Va bene. Vai. Va bene, siamo soddisfatti di questo no. Riguardo al turnover ci vuole, come si dice, equilibrio. Sì, giusto. Io, come ho detto nel giorno scorso ai tuoi colleghi, cioè qua non ci dobbiamo preoccupare se incontriamo una squadra presupposta grande o piccola. Ma in questo momento il Napoli, con tutti i suoi difetti e compagnia bene, è forte. Quindi però sul turnover bisogna alternarlo bene, diciamo, non è che possono giocare. Non bisogna fare una rivoluzione, Antonio. Serve. Bravissimo. Okay. Io penso che lui deve cambiare sempre 3 o 4 all'inizio di mattina e poi gli altri 4-5 cambi di fare il secondo tempo. Però si deve aggiudicare prima la partita. Sono Poi in d'accordo. questo caso ha fatto una cosa buona perché ha dato una soddisfazione a Zanola e Gaetano. Di giocare in Erano gli Champions unici League. che non avevano giocato e li ha messi addirittura in Champions League. Sono d'accordissimo con te al 100%, Antonio. Al 100%. Secondo me quelli dovevano esordire contro il Torino. Poi c'è stato quell'episodio che il Torino ha fatto il 3-1 e Spalletti si è riservato un poco per mettere proprio a sicuro la partita. Non so se siete d'accordo. Sono d'accordo, l'ho pensato pure io, sono d'accordo con te. Se sul 3-0 li avrebbe lanciati sicuramente anche in campionato. Anto. Io penso che questa volta farà riposare un po' a Guarasteglia. Sì. E poi lo Bosco, però sempre nel secondo tempo lo Bosco deve riposare, all'inizio deve giocare sempre. Sì, adesso. Lui anni sa e Raspadori deve giocare e Guarasteglia deve giocare sempre dall'inizio. Sono d'accordo con te, Antonio, mi ha fatto troppo piacere risentirti. Ti mando un abbraccio. Lo so. Lo sai. Saluto a tutti. Ciao Antonio, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Allora, ultima telefonata, c'ho un minuto giusto per salutare chi ci sta scrivendo. Intanto qui c'è Kvaraschelia, continua a farmi la stessa domanda sperando che cada nel trabocchetto per farsi 2 risate. Finché si vince andiamo avanti così. Ndombele assolutamente si deve giocare, su Elmas ho dei dubbi. Marrazzo, ieri ho visto Koulibaly molto nervoso, ha giocato male, non lo so, non ho visto sinceramente la partita di ieri, ho visto la Juve, ho fatto questa scelta, però insomma vedendo il risultato non capisco perché abbia giocato male o sia stato nervoso, però mi fido di te. Per me la formazione è Meret, Mario Rui, Kim, Mostigard, Di Lorenzo, Ndombele, Lobotka, Elmas, Kvara, Simeone, Lozano. Tutto Zappatore Mero la voglio chiudere così, anche perché se ti chiami Zappatore Mero la devo chiudere con te. Tutte queste chiacchiere servono davanti a una caraffa di vino o di birra. Vi saluto così, ci do l'appuntamento. Ovviamente saluto anche tutti, Lina Vernaccia, Ciro Santomartino, DSM, KL, Albert, insomma tutti quanti. Non faccio a tempo ovviamente prima di chiudere la trasmissione a leggere tutti i vostri messaggi. Io vi do appuntamento domani dalle ore 16 alle 17, una nuova puntata con il filo diretto dove introdurremo poi il match un po' più approfonditamente, il match contro la Cremonese. Quindi vi saluto, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, ciao.